essere. Il Veneto grande protagonista, raduno di Pontida dove Salvini lancia la Lega delle Leghe, autonomia subito dice Zaia, ora o mai più, sul palco la conferma dell'impegno del ministro Erika Stefani. Ancora sangue sulle strade, lungo la statale del Santo, 23enne muore nello schianto della sua auto contro un camion e ieri sulla Treviso Mare 10 feriti in un incidente. Dramma alla Marmolada Historic Trail, 57enne in gara stroncato da un malore durante la corsa, nulla da fare per l'uomo. Collina del Prosecco, patrimonio UNESCO, non passa la candidatura, tutto rinviato al 2019, l'ha deciso ieri il Comitato Internazionale in Bahrain. Paura a Padova per un rogo divampato in un appartamento, l'inquilino salvato in extremis, intrappolato nel terrazzo, è stato fatto calare a terra. A Castelfranco alcuni cittadini chiedono alle autorità competenti di salvare una chiesetta del 1200 che si trova oggi in uno stato di completo abbandono. A memoria della Grande Guerra vi raccontiamo di un bossolo davvero unico nel suo genere, rinvenuto sul Piave tra Trevigiano e Bellunese. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, buon inizio di settimana. Erano 58 dal nord-est, 45 soltanto dal Veneto, i pullman arrivati a Pontida per il raduno di Pontida, senza contare poi chi è arrivato con mezzi propri. Un Veneto grande protagonista in una Pontida da record e in una Pontida nella quale il leader Matteo Salvini ha lanciato il sogno di una Lega delle Leghe a livello europeo e anche l'obiettivo di una Lega al governo addirittura per 30 anni. Ebbene, in questa Pontida dei record il sogno, il grido più forte è stato quello dei Veneti e dell'autonomia, salito sul palco con il governatore Luca Zaia e con il ministro veneto degli affari regionali Erika Stefani. Allora qualcuno si è indignato perché abbiamo osato chiedere l'autonomia. Noi in Veneto diciamo padroni a casa nostra, se ti va bene così, buon, se no casa. L'obiettivo è quello comune, per il Veneto autonomia subito. Il messaggio di fronte alla sconfinata spianata di militanti non potrebbe essere più chiaro, ora o mai più. L'autonomia sbarca a Pontida, lo fa a seguito di un Veneto che ha iniziato il suo percorso ed è deciso a concluderlo. Nella Pontida dei record, quella dei 58 pullman da nord-est, 45 dal Veneto, la Pontida dove Salvini lancia l'altro grande obiettivo del Carroccio. L'Italia che noi governeremo per i prossimi 30 anni è un'Italia che non ha paura di niente e di nessuno. Occorreva unire in Italia e occorrerà unire in Europa. E io penso a una Lega delle Leghe in Europa. Si parla di migranti, Europa, legittima difesa, giustizia, economia e sociale, ma quando sale sul palco Zaia i riflettori vanno su un punto chiave. Posso dar ordine di aprire il gonfalone del Veneto? Aprite il gonfalone! Questo leone che vedete ha 1100 anni di storia, è l'unica bandiera nella quale c'è la parola pace. Noi non siamo dei guerrafondai, però siamo molto incazzati perché vogliamo l'autonomia in Veneto. Zaia ricorda il plebiscito del 22 ottobre 2017 e poi guarda avanti. Per la regione firmo io e poi ho detto ma per il governo firma Erika Stefani, una veneta ad hoc, ministro per gli affari regionali, ma io lo chiamo già il ministro per l'autonomia. Non abbiamo scuse. E a me aspetta un compito, è un compito che sento, ma lo sento veramente. Perché prima di tutto, prima di essere ministro, prima di essere senatore, io sono una veneta, siamo cresciuti con l'anima dell'autonomia. L'autonomia non è egoismo, l'autonomia è una grande opportunità che ci viene concessa, è il grande spirito di libertà, ma è anche spirito di responsabilità. La responsabilità di chiudere il percorso senza se e senza ma. Non abbiamo scuse, ora o mai più.
L'autonomia ora o mai più. Da Pontida alla cronaca con il sangue che continua a scorrere purtroppo sulle strade del Veneto. L'ultima tragedia questa mattina a Borgoricco, nel Padovano, lungo la statale del Santo, a perdere la vita un ragazzo di appena 23 anni. Ancora una tragedia sulle strade padovane. Un giovane ha perso la vita al volante della sua automobile scontrandosi frontalmente con un camion lungo la statale del Santo in comune di Borgoricco. La vittima è un 23enne residente in zona. Lo schianto tra i due mezzi è stato particolarmente violento. L'automobilista è morto sul colpo. Oltre alla polizia locale e al SUEM, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere dell'auto. Un lato del veicolo è andato completamente distrutto nell'impatto con il guardrail. E ieri sulla Treviso Mare è stato un vero inferno per chi si recava appunto al mare, un violento scontro con 3 auto coinvolte e ben 10 feriti. 10 feriti, 5 dei quali in condizioni gravissime. È questo il pesante bilancio della prima domenica di luglio sulle strade. L'inferno scoppia lungo la Treviso Mare, all'altezza dell'intersezione con la statale 14, nel territorio comunale di Musile. Sono appena passate le 7:30 del mattino, quando, per cause ancora da accertare, si scontrano una Mitsubishi Colt con 5 ventenni a bordo, provenienti da Jesolo dove hanno appena trascorso la nottata, e una Renault Clio con 2 donne e un bambino di 11 anni. L'impatto è violentissimo, con l'auto dei ragazzi che si capovolge e finisce la sua corsa cadendo sopra la Clio. Rimane coinvolta anche una Volvo con a bordo marito e moglie che finisce nel fossato. Sul posto, nel giro di poco, arrivano 7 ambulanze e 3 squadre dei vigili del fuoco da Jesolo, Portogruaro e Mestre, che lavorano a lungo per liberare i feriti dalle lamiere e poi per rimuovere i mezzi dalla strada. In prognosi riservata la mamma 35enne, vicentina, ricoverata al Caffoncello di Treviso assieme al figlio, che ha riportato alcune fratture. La sorella della donna, invece, a cui i medici hanno riscontrato la rottura della milza, è stata trasportata all'ospedale di San Donà. Dei 5 giovani, il più grave è un ventenne di paese, ricoverato in codice rosso a Padova. Un altro, di Caerano, è in terapia intensiva all'ospedale di Mestre. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico lungo il tratto interessato della Treviso Mare, rimasto chiuso fino alle 11, con code di 5 km in direzione mare. E intanto è emerso che il camionista che era alla guida, provocando poi un incidente mortale sabato mattina a Thiene, scappando e poi tornando, è stato trovato positivo all'alcol test. Aveva bevuto e assunto sostanze stupefacenti. L'uomo, 39enne di Molvena di 48 anni, che sabato mattina con il suo camion si è scontrato contro la moto guidata da Cristian Fontana. Il geometra di 38 anni, che viveva a Vicenza con la moglie, è morto per le gravi ferite riportate all'ospedale. Al momento del sinistro la dinamica non era chiara, i due procedevano lungo la stessa direzione. La moto di Cristian è volata sull'asfalto andando a finire contro un platano dopo il contatto tra i due mezzi. Un impatto violentissimo, l'autista del camion si è dato alla fuga per tornare soltanto mezz'ora dopo sul luogo dell'incidente. Seduta stante è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale. I rilievi successivi con alcol test e droga test hanno rivelato che l'uomo aveva bevuto e aveva assunto piacei, sostanze presenti in alcuni farmaci ma anche nell'eroina. Il camionista si trova ora agli arresti domiciliari. È una tragedia invece ieri mattina in montagna lungo la Marmolada Historic Trail. Un 57enne infatti è morto stroncato da un malore, era iscritto al percorso lungo 21 km che da Passo Fedaia raggiunge il rifugio Padona attraversando i luoghi della Prima Guerra Mondiale. Marco Cantù, questo è il nome della vittima, era residente in provincia di Mantova, era partito da Passo Fedaia, si era sentito male all'altezza del muro di Porta Vescovo e si era accasciato al suolo. Le prime immediati primi soccorsi anche degli altri presenti in gara, poi l'arrivo del 118, ma è stato tutto inutile per il 57enne. Una tragedia invece sfiorata fortunatamente a Padova per un incendio scoppiato in casa. Violento incendio in via Agordato, una strada parallela al cavalcavia di Chiesa Nuova. Il bilancio è di un appartamento inagibile, danni alle altre abitazioni di un complesso a schiera e tanta paura per il proprietario. Le fiamme sono divampate all'improvviso, forse a causa di un mozzicone di sigaretta, ma le indagini sono affidate ai vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore prima di spegnere completamente l'incendio. I vicini hanno dato l'allarme quando hanno visto fuoco e fiamme che uscivano dalle finestre dell'abitazione. Le 3 squadre di pompieri hanno circoscritto il fuoco e aiutato il proprietario a mettersi in sicurezza
sicurezza sul terrazzo, prima di aiutarlo a scendere e prestargli i primi soccorsi. Il tetto dell'abitazione nel frattempo era crollato e l'appartamento è stato dichiarato inagibile. Con la cronaca al via all'estate ovviamente, quindi si intensificano i controlli contro la contraffazione della merce, la vendita della merce contraffatta in spiaggia. C'è stato un pattugliamento importante nel weekend in tutte le località balneari, oltre al centro storico di Venezia, ma anche a Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino, Tre Porti e Chioggia, questo da parte della Guardia di Finanza. L'insieme dei servizi ha portato al sequestro di circa 10.000 pezzi irregolari, tra borse, occhiali, capi di abbigliamento, orologi delle più note marche, ma anche bastoncini per selfie, dardi luminosi e ombrelli. I reparti del Comando Provinciale di Venezia continueranno ovviamente nelle prossime settimane questo tipo di controlli, ovviamente, che diventa sempre più importante, soprattutto quando l'estate inizia. E c'è stata una maxi rissa all'alba di oggi a Vicenza, in Viale Crispi, nella zona ovest della città, che ha coinvolto, pensate, almeno 30 persone. Lanciarono l'allarme al 112 poco prima delle 5. Sono stati contemporaneamente automobilisti di passaggio e residenti svegliati, questi ultimi di soprassalto da grida sconnesse, urla e improperi. Il tafferuglio, secondo le segnalazioni arrivate ai carabinieri, ha coinvolto buona parte stranieri, ragazzi di colore, una parte dei quali sarebbe stata sotto l'effetto di bevande alcoliche. Sul posto si sono dirottate le pattuglie dei carabinieri, ma all'arrivo della pattuglia dei militari, dopo pochi minuti, tutti erano fuggiti all'arrivo delle forze dell'ordine. Chiudiamo adesso la pagina della cronaca e torniamo a parlare delle colline del Prosecco, le colline del Prosecco che hanno sognato di entrare nella candidatura del patrimonio UNESCO, ma hanno ricevuto un no ieri dal Comitato Internazionale in Bahrain. Tutto rinviato al 2019, eppure sarebbero bastati 2 voti in più perché oggi si potesse parlare delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene come patrimonio mondiale dell'umanità. E invece ieri in Bahrain, dove era riunita la Commissione, 12 paesi su 21 si sono espressi a favore, 9 contro. La maggioranza richiesta per l'iscrizione immediata nel registro UNESCO era di 14 su 21 paesi componenti del Comitato. La delegazione italiana che ha lavorato per la candidatura sperava che lo slittamento di 24 ore della decisione avrebbe giocato a favore e invece tutto congelato. Sarà necessario rivedere interamente il dossier e collaborare con ICOMOS, il comitato tecnico che di fatto ha affossato nell'immediato le speranze del consorzio di OCG. C'è comunque ottimismo, questo rinvio infatti viene letto come l'anticamera dell'iscrizione al prestigioso registro UNESCO. Questo risultato è stato ottenuto su proposta della Tunisia e nonostante l'opposizione di Spagna e Norvegia, dopo 2 ore di dibattito come mai si era visto prima in questa sede e di pressing della Commissione italiana. Nella decisione finale infine va a sapere il MIBACT, il Comitato dell'UNESCO, nel riconoscere le potenzialità del sito e l'efficacia del sistema di protezione e gestione messo in atto dalle autorità italiane, nel rinvia la trattazione affinché l'Italia possa rappresentare al meglio le caratteristiche di questo patrimonio e completare il processo di attuazione delle specifiche misure di tutela già avviato con la candidatura. Restiamo nella Marca, abbiamo raccontato la settimana scorsa di un nuovo allarme da parte delle piccole e medie imprese artigianali, soprattutto alla ricerca di personale specializzato, di operai che non riescono a trovare. Ancora una volta Confartigianato scende in campo per lanciare un appello, serve, dicono, un cambiamento culturale. È il paradosso di questa nostra società, dove da un lato ci sono i disoccupati, dall'altro ci sono le imprese che non trovano lavoro. Ieri ai nostri microfoni la testimonianza di un imprenditore del settore metalmeccanico, Flavio Bortolomiol, che facendosi portavoce di altri colleghi aveva denunciato la difficoltà di trovare non solo operai specializzati ma anche giovani da formare. Gli fa eco ora il presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, Vendemiano Sartore, che spiega come il problema sia esteso non al solo settore metalmeccanico. Non è solo purtroppo la metalmeccanica che in questo periodo soffre di occupati, ma c'è anche qualche altra categoria, soprattutto anche nel settore delle costruzioni. Ci vogliono persone qualificate, persone che sappiano usare le nuove tecnologie su tutti i settori. È chiaro che paghiamo qualche elemento culturale del passato, dove magari le professioni tecniche erano meno considerate rispetto alle professioni amministrative. Serve dunque un cambiamento dal punto di vista culturale per tornare ad apprezzare il valore del lavoro manuale, sia nei ragazzi che nelle famiglie. Culturalmente nei genitori che capiscano che se i figli vogliono avere un futuro
è evidente che quelli sono i percorsi oggi apprezzati. Ma secondo il presidente Sartor, quello su cui bisogna lavorare è una maggiore collaborazione tra scuola e imprese. Rivalorizzare le scuole professionali e gli istituti tecnici, far sì che anche i ragazzi capiscano che quei percorsi sono sicuramente percorsi che daranno loro soddisfazione nel lavoro e anche economica. Parliamo del tempo adesso, meglio del clima, con l'ultimo weekend che ha fatto registrare soprattutto sabato dei picchi inquietanti di ozono a Venezia. Allora ce ne parla in diretta telefonica Ilaria Marchiori. Ilaria. Sì, buongiorno da Venezia, dove la situazione per quanto riguarda l'ozono sta migliorando con la pioggia che scenderà tra oggi e domani, ma nei prossimi giorni potrebbe tornare l'allerta quando la colonnina di mercurio ricomincerà ad alzarsi. Sabato infatti in città con le temperature elevate si è superato il livello di guardia, a giudicare dai grafici che sono stati messi a disposizione dall'ARPAV sul sito ufficiale sono stati superati i 180 UG nel primo pomeriggio in corrispondenza delle ore più calde. Teniamo presente che questo tipo di livello, secondo un decreto legislativo, costituisce il limite oltre il quale sussiste un rischio per la salute in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione, come sappiamo ben noto gli anziani, i bambini o le donne in gravidanza o ancora le persone affette da disturbi respiratori, per cui questo livello è stato superato sabato. A certificarlo sono state proprio le centraline posizionate in zona Bissuola, in Rio Novo e Saccafisola, mentre è andata meglio in via Beccaria. Secondo il comune, che ha diramato proprio una nota, il valore massimo orario registrato alle 16 nella stazione, da considerare comunque il riferimento per la valutazione dell'ozono per il territorio comunale, è stato di 198, quindi ha superato di parecchio rispetto ai 180. Ora, come dicevamo inizialmente, la situazione dovrebbe migliorare, ma si teme per le temperature caldissime che invece dovranno arrivare nei prossimi giorni, circa da metà settimana in poi. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Una battaglia di un'intera comunità per salvare un'antica chiesa dal degrado, lo vediamo dopo la pubblicità. Siamo di nuovo in diretta, prima edizione del telegiornale di Antenna 3, come dicevamo prima della pubblicità, adesso a Castelfranco, dove c'è una antica chiesetta nel più totale abbandono e degrado. Allora ci hanno chiamato alcuni residenti del posto per mostrare questo problema e cercare di trovare una soluzione a questo problema. Stando alle considerazioni che si fanno di solito, questa è la chiesa più antica di Castelfranco Veneto. Lo dico ad Antenna, questa volta si occupa di abbandono e degrado, questo lo stato della chiesetta di San Giorgio a Castelfranco Veneto. A denunciare la situazione alcuni residenti che ci hanno aiutato ad entrare nella chiesetta invasa dal guano dei piccioni. Per lo storico castellano Flavio Trentina, che ha anche scritto un libro per documentare il borgo, è un vero peccato vedere la chiesetta di San Giorgio con la sua storia secolare cadere a pezzi. È un peccato che versi in queste condizioni. Ma certo, è una bestemmia, non è un peccato solo, insomma, un'eresia che versi in queste condizioni. Una chiesa così antica, così carica di storia, così carica di tutto, ecco, anche di umanità stessa, non è uno spettacolo decente né porta onore al nostro territorio, insomma. L'ultimo restauro è avvenuto nel 1901, come è scritto nella lapide posta sopra la porta d'ingresso. Il complesso era composto da una cappella e da un convento che fin dal 1192 ospitava un priorato benedettino. Più di 1000 le firme raccolte dai residenti che ora chiedono al mondo della politica, al comune e alla sovrintendenza di intervenire. Se la politica ci desse una mano, io credo che sarebbe possibile intervenire in tempi relativamente rapidi, insomma, per il restauro, e perché è anche un po' il fulcro dell'identità del borgo. Chi ha vissuto qui si ricorda che nella chiesa si celebrava la messa, in particolare il 23 aprile, giorno appunto di San Giorgio, o si teneva la recita del rosario. Oggi tutto è in stato di abbandono, con edere ed erbacce e colombi che penetrano nella chiesa. Che noi qua giocavamo, facevamo la sagra ogni anno
con la cuccagna, con tutti i bambini, anche alle scuole venivamo qua, perché la scuola era qui e poi venivamo. Qual è il vostro desiderio? Che sia rimessa a com'era prima di questo degrado. A proposito di memoria, il nostro viaggio che continua nella memoria della Grande Guerra, e allora vi mostriamo un oggetto davvero particolare ritrovato sul Piave tra Trevigiano e Bellunese, un bossolo davvero unico nel suo genere. Questo è un bossolo da russo e questa è la sua particolarità. Come mai l'ho trovato nel Piave, diciamo Alano di Piave Fener. C'è una storia nella storia per questo bossolo di artiglieria, perché qui lungo il Piave i russi non sono mai arrivati, ma le loro armi sì. E a testimonianza è questo rarissimo pezzo, testimonianza di un viaggio partito dalle steppe gelate per arrivare alle rive del Piave. Il calibro 73 con data anche della fabbrica, anno di fabbrica 1916. Quando i russi hanno avuto delle sconfitte anche abbastanza pesanti in battaglia però, e poi anche gli austriaci hanno subito nei combattimenti, catturavano delle batterie con cariche di proiettili, di munizioni. Quindi si sono portati dietro questi cannoni, queste munizioni. E questo oggetto dà immediatamente l'idea del viaggio interminabile che hanno fatto in quel 1917 i cannoni, i fucili, le munizioni, ma soprattutto gli uomini, quei soldati austro-tedeschi sporchi, stanchi e affamati, che anche con queste armi, ma soprattutto con la disperazione di chi non ne può più, hanno sfondato le nostre linee fermandosi solo davanti ai nostri granai, alle dispense e soprattutto alle generose cantine lasciate dai profughi in fuga oltre il Piave. Ecco perché queste scritte in russo sono importanti. Richiamano con quel 1916 l'inizio della fine dell'impero degli zar, la rivoluzione bolscevica che durò per quasi un secolo, ma soprattutto quell'invasione delle nostre terre fermata dalla piena del Piave, ma anche dal sangue dei nostri soldati e, perché no, dalla rabosa abbondante delle nostre cantine. E l'altra considerazione è per la tecnologia, preziosa in pace quanto tremenda in guerra. Ognuno fa come gli capita, se li serve, li usa, che sia da una parte sia dall'altra, e il miglior oggetto viene sempre recuperato. Cambiamo argomento, non solo l'appuntamento di Pontida, ma anche i fiori d'arancio ieri in casa Lega per il matrimonio tra il sindaco di Miane e deputato Angela Colmellere e l'assessore regionale ed ex presidente della provincia di Belluno Giampaolo Bottacini, due sposi elegantissimi, li vediamo lei in un splendido abito da seta, lui in completo blu scuro, si sono detti davanti al governatore Luca Zaia che ha officiato la cerimonia civile. Circa un centinaio di invitati presenti al matrimonio, diversi politici e parlamentari, tra loro anche il ministro per gli affari regionali Stefani che come Zaia ha lasciato di corsa il raduno di Pontida per poter essere puntuale alle nozze. E adesso vi raccontiamo la storia di un cagnolino salvato dai volontari che lo avevano trovato in un grave stato di malnutrizione e che adesso rischia però di morire per violenti attacchi epilettici. Per salvarlo servono 1.200 euro e per questo è partita su Facebook una raccolta di fondi. Lui è Mr. Frog, un cucciolo di nemmeno un anno da alcuni mesi affidato ai volontari dell'OIPA dopo l'intervento in seguito ad una segnalazione delle guardie ecozoofile. Ci è pervenuta una segnalazione da una nostra volontaria dell'associazione OIPA Treviso dove si pronosticava un presunto maltrattamento. La situazione di Mr. Frog, che era alquanto precaria, era molto denutrito, ovviamente non siamo veterinari ma abbiamo capito che c'era bisogno di aiuto, quindi abbiamo cercato di far ragionare il proprietario per cederlo all'associazione per aiutarlo. Mr. Frog era molto disabilitato, era denutrito e aveva una problematica anche alla cornea. Si può presumere magari un trauma, è stato rimesso in forza, quindi alimentato, nutrito a dovere. A quel punto Mr. Frog era pronto per l'adozione, ma 15 giorni fa all'improvviso si sono presentate delle violente crisi epilettiche che potrebbero costargli la vita. Essendo che durante le crisi a lui manca proprio il respiro, va in arresto respiratorio. Ora per curare Mr. Frog sono necessari 1.200 euro, 600 quelli già spesi per analisi e medicine, ma altrettanti sono necessari
necessari per l'esatta diagnosi. Lui necessita di una risonanza magnetica per vedere se ci sono lesioni appunto al cervello, poi da capire se dovrà subire appunto un intervento chirurgico e quindi là sarà un'ulteriore spesa in più. L'appello che lanciano i volontari OIPA è rivolto a tutti perché collegandosi alla pagina Facebook possano contribuire alla raccolta fondi, e poi un appello agli studi veterinari perché possano collaborare per salvare la vita a Mr. Frog. Ma l'appello più grande è perché qualcuno apra il proprio cuore e adotti questo cucciolo, permettendogli di crescere in salute e circondato dall'amore. Per lui cerchiamo un'adozione proprio del cuore, una famiglia che abbia tempo, che abbia voglia, che abbia un cuore grande. Lui è un cagnolino meraviglioso e si commuove pensando a Mr. Frog? Un pochino. Gli volete già tanto bene? È 2 mesi che è con noi ed è... Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento ore 13, fra pochissimo si parlerà di tanti campi di intervento della neurochirurgia dell'ospedale dell'Angelo a Mestre con il primario dottor Franco Guida e con i dottori Maurizio Marcelli e Marta Rossetto dell'equipe della neurochirurgia. E poi questa sera, 20:10, l'appuntamento dopo il nostro telegiornale per l'approfondimento, questa sera ospite importante Pino Musolino, il presidente dell'autorità portuale di Venezia, per parlare del futuro del porto di Venezia e anche le collaborazioni, lo scenario insomma della questione navi e non solo. E poi alle 21:15 Ring, la politica alle corde, torna il talk show di Antenna 3, l'impero di Salvini è il titolo della puntata di questa sera, il leader del Carroccio che sogna una Lega delle Leghe, un governo verde che duri 30 anni dopo Pontida, lo schiaffo sull'accoglienza e la flat tax. Ne parliamo con gli onorevoli Roger Domenech del Partito Democratico, Elvise Maniero del Movimento 5 Stelle, Paolo Paternoster della Lega e poi con Paolino Barbiero della CGIL Pensionati. Appuntamento questa sera alle 21:15 con Ring e adesso invece le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prevalenza di sole sulle nostre regioni, ma non mancherà qualche fenomeno. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento nella prima parte della giornata, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Dal pomeriggio addensamenti e locali temporali sui monti del Bellunese, sempre buono invece sui restanti settori. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime comprese invece tra 22 e 28 gradi circa. Situazione molto simile sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà asciutto e anche ampiamente soleggiato nella prima parte della giornata, ma dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità un po' su tutti i settori, generalmente senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, massime comprese invece tra 24 e 28 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Al mattino qualche piovasco sarà possibile sui settori alpini di confine, altrove invece sarà più soleggiato. Col passare delle ore non si esclude che gli acquazzoni possano riguardare un po' tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 30 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.